Sabato 23 maggio ben ritrovati all'appuntamento con il TG di Prealpina. Tragedia nella grotta Remeron in territorio di Comerio, dove uno speleologo è deceduto in seguito a un incidente avvenuto poco dopo le 12 di oggi. La vittima, 73 anni, stava affrontando la sezione non aperta al pubblico quando è scivolata in un punto profondo circa 100 metri. Sul posto si è attivata un'imponente macchina dei soccorsi con soccorso alpino, vigili del fuoco e operatori sanitari, oltre agli elicotteri di Areu decollati da Villaguardia e Bergamo. Per l'uomo, però, non c'era purtroppo nulla da fare. Un'aquila reale morta e avvelenata dal piombo è stata ritrovata a Porto Ceresio nelle acque del lago di Lugano dal gruppo insubrico di ornitologia e dopo le analisi è polemica sulle munizioni utilizzate dai cacciatori. Ce ne parla Nicola Antonello. Morta e avvelenata dal piombo. Nelle settimane scorse il corpo di un'aquila reale è stato rinvenuto a Porto Ceresio nelle acque del lago da un socio del gruppo insubrico di ornitologia. L'uccello, una specie protetta, è stato recuperato dalla Polizia Faunistica Provinciale ed è stato sottoposto a degli esami per individuare la causa della morte. Dalle analisi è emerso che i livelli di piombo sono considerabili indicativi di un severo avvelenamento da piombo di origine venatoria. L'ennesimo caso sulle Alpi dove, come spiega l'esperto Enrico Bassi, oltre il 70% dei grandi rapaci risulta contaminato da questo metallo. Per questo il gruppo insubrico di ornitologia e il suo presidente Milo Manica chiedono di introdurre il divieto dell'uso di munizioni contenenti piombo da sostituire con alternative atossiche già presenti sul mercato a costi comparabili con quelli tradizionali. La prevenzione allunga la vita, è stato questo il fulcro dell'incontro aperto alla cittadinanza che si è svolto questa mattina al Collegio De Filippi di Varese. L'invito dei medici è di proteggere la salute del cuore. Il nostro direttore Silvestro Pascarella ne ha parlato con il cardiologo Giuseppe Calveri. Siamo al Collegio De Filippi di Varese con il professor Giuseppe Calveri per il convegno Cuore e Benessere. Che cosa significa fare prevenzione? Che cosa significa preservare la salute cardiovascolare? In Italia abbiamo circa 230.000 morti per malattie cardio-cerebrovascolari. La prevenzione è l'arma vincente per poter abbattere questa mortalità. Se noi riuscissimo a controllare solamente il colesterolo, la mortalità si abbatte del 40%. Se riuscissimo a controllare colesterolo, glicemia e pressione, la mortalità si abbatte dell'80%. Voi capite che fare prevenzione è veramente importante per mantenere il fisico sano, invecchiare bene, senza disabilità e con pochi acciacchi. Grazie. Serve collaborazione tra enti pubblici e terzo settore. È l'appello di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, oggi a Varese per presentare il rapporto sul welfare territoriale. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Riccardo Prando e Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Italia sempre più vecchia, sempre meno figli, problemi grossi, sanitari, eccetera. Come se ne esce? Il terzo settore è una grande risorsa in alternativa perché già investe molti soldi per il welfare, bisogna che l'ente pubblico collabori e collabori in modo intelligente, ordinato, con la coprogettazione e coprogrammazione, non dando soldi in bonus che non serve assolutamente a niente, ma in servizi, aiutando le grandi realtà del terzo settore a intervenire, partendo dai bisogni delle persone, non da offerte disorganiche di enti diversi, regioni, comuni, Stato, INPS e altro. A Gemonio c'è un'impresa agricola sociale dove ragazzi con disabilità cognitiva lavorano la terra e producono frutta e verdura che viene poi venduta ai ristoranti stellati. Barbara Zanetti e Stefano Benvenu di Agenzia Blitz sono andati a vedere e hanno intervistato il fondatore Davide Macchi. Davide Macchi è il fondatore di Pappaluga, impresa agricola e sociale che ha sede a Gemonio. È un posto meraviglioso e incredibile che dà lavoro a tanti ragazzi. Di cosa si tratta, Davide? Come hai detto, è un'impresa agricola sociale che dà lavoro a persone con disabilità cognitiva, intellettiva e relazionale.
prevalentemente. In alcuni casi abbiamo anche una disabilità sensoriale e abbiamo delle persone adesso inserite in ufficio, nel lavoro d'ufficio, con disabilità motoria. Di cosa vi occupate? Cosa coltivate? Cosa producete? Coltiviamo ortaggi e frutta di stagione che vendiamo prevalentemente a ristoranti stellati, in particolare al ristorante Seta, Mandarin Oriental a Milano, per lo chef Antonio Guida. È lo chef proprio che ci dà indicazione sulle tipologie di verdure e di frutta che gli servono per il suo menù, in base alla stagionalità. Rinasce il centro Gulliver. Inaugurato oggi a Varese l'edificio di Via Albani dopo il restyling avvenuto negli ultimi mesi. Vediamo il servizio di Adriana Morlacchi con le immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Con una grande festa questa mattina è stato inaugurato il nuovo centro Gulliver di Via Albani a Varese. L'edificio, che ospita la sede principale del centro Gulliver di proprietà della Fondazione Eurojersey, è stato in questi mesi oggetto di un intervento di efficientamento energetico approvato dalla Soprintendenza alle Belle Arti ed eseguito dalla Sigma Costruzioni. L'inaugurazione è stata una grande festa, accompagnata dal concerto della fanfara dei bersaglieri Nino Tramonti, Mario Crosta di Leonate Pozzolo e dal concerto della banda musicale azzurra di Castronno. Al centro della festa gli ospiti della struttura che hanno partecipato con i loro sorrisi e anche leggendo una poesia. Celebriamo la bellezza in tutte le forme, non solo estetica o architettonica, ma anche in senso morale. Bellezza intesa come giustizia, uguaglianza, rispetto dell'ambiente, solidarietà e ascolto, ha detto il presidente del Gulliver Emilio Cortò, facendo riferimento a queste categorie perché sono i valori che il Gulliver cerca di mettere in pratica tutti i giorni. Non solo bello, quindi, ma anche buono. Tra le autorità presenti, il presidente della regione Attilio Fontana, il sindaco Davide Galimberti, il prefetto Salvatore Pasquariello e diversi consiglieri regionali. Calcio, tifosi in piazza, bandiere e caroselli anche a Varese per il quarto scudetto del Napoli. Al fischio finale si scatena la gioia azzurra, ma resta un po' di preoccupazione dopo l'aggressione in centro del 2023. C'erano per noi Barbara Zanetti e Andrea Cogotti di Agenzia Blitz. Caroselli d'auto, qualche bandiera del Napoli, molte magliette e non importa se non dell'ultima stagione indossate con orgoglio e qualche timore. Quarto scudetto per il Napoli e a Varese che tifazzurro non dimentica di festeggiare, anche se tra qualche timore in centro, dove già prima del fischio d'inizio erano schierate a controllare la situazione molte forze dell'ordine. Alcuni tifosi hanno raccontato di avere paura, di temere scontri e che fosse meglio stare lontani da Piazza Montegrappa. In realtà dopo la mezzanotte la festa è stata bella e la piazza si è popolata di auto più che di persone a piedi a festeggiare, ma la vera festa è stata in alcuni rioni dove i ragazzini sono scesi in strada felici a suonare i campanelli e a gridare Forza Napoli, come è avvenuto in alcune strade di Masnago. Tanti gli argomenti che troverete sulla prealpina di domani. La linea ora a Fabio Pellaco per alcune anticipazioni. Buonasera, sulla prealpina di domani spazio alle elezioni amministrative. Si vota a Saronno, Castellanza, Arcisate e Robecchetto con Induno. Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sul giornale di domani tutti i candidati e le loro liste. A Bustarsizio parliamo delle idee per rilanciare Piazza Vittorio Emanuele II. Tra le proposte restituire appunto la piazza ai bambini per combattere degrado e abbandono. Domani a Legnano è il giorno del Palio, sulla prealpina la lunga vigilia con 2 pagine dedicate dalle 14:30 alla diretta streaming su prealpina.it. Per lo sport, in questi minuti in corso il ritorno della finale promozione per la Serie A2 di volley femminile, in campo Villa Cortese contro le cremonesi di Ostiano. E per la pallamano la gara di ritorno della semifinale playoff scudetto con Cassano Magnago impegnata in Puglia a Conversano. Risultati e approfondimenti sulla prealpina di domani. Infine non perdetevi le rubriche della domenica con le pagine dedicate a terzo settore e salute. Grazie Fabio, con questo è tutto. L'appuntamento domani sempre alle 19, una buona serata.